E con Cristian Sergo, che è il coordinatore provinciale di Udine del Movimento 5 Stelle, come anticipato prima della pubblicità. Buongiorno ad entrambi. Allora, il tema principale è quello dell'agrivoltaico, per fare un po' il punto della situazione. Ne parlavamo già qualche mese fa, della necessità di mettere delle regole per evitare che si sviluppassero in maniera incontrollata questi campi fotovoltaici nei campi a destinazione agricola, sottraendo dunque terra per coltivazione. Allora, Budai, vengo da lei, lei fa parte della maggioranza che mette insomma in piedi le iniziative in base a quelle che sono le proprie idee su come risolvere e affrontare un problema. A che punto siamo sul tema dell'agrivoltaico? C'è qualcosa di concreto? C'è una regolamentazione adesso rispetto a qualche mese fa oppure no? Allora, non faccio solo parte della maggioranza, faccio anche parte del mondo agricolo, quindi sono direttamente interessato come imprenditore, dal problema oppure dalle opportunità. Ovviamente la novità è la delibera ministeriale del ministro Lollobrigida, che in teoria andrebbe a vietare l'installazione di impianti fotovoltaici, stiamo parlando di fotovoltaici, sui terreni agricoli. Dobbiamo ancora vedere l'applicazione. Poi ovviamente ci sarà il rischio che l'Unione Europea blocchi o bocci. Un divieto totale oppure un divieto con delle quote che si possono destinare a altre no? È un divieto quasi totale sul terreni agricoli coltivati. Poi sarà da vedere la sua concreta applicazione, si dovrà vedere anche se l'Unione Europea non vada a inficiare questo decreto ministeriale riportando la situazione antecedente, quindi un rischio di invia libera a tutti. Anche perché bisogna ricordare, mi scusi se la interrompo, che poi le direttive europee hanno una valenza, come dire, preminente sulle leggi italiane in certi ovviamente argomenti. Uno di questi potrebbe essere, l'ultimo, lancio un altro argomento che riguarda anche l'agricoltura, che è quella delle coltivazioni della canapa. È arrivata la modifica al DDL sicurezza, che ha inserito un emendamento che ha praticamente spezzato le gambe, se va avanti, a chi ha fatto degli investimenti in quella direzione, ma è un altro tema che però magari affronteremo anche come dopo. Scusi se l'ho interrotta, ma proseguiamo sul tema dell'agrivoltaico. La situazione dell'agrivoltaico, che in teoria dovrebbe essere, a mio avviso, tra l'altro, a avviso della maggioranza, sì per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma dovrebbe essere al servizio dell'agricoltura, su un progetto ovviamente che pone non un agrivoltaico fasullo di copertura dove ovviamente in realtà c'è il fotovoltaico, ma un progetto, un programma al servizio delle aziende, sia ovviamente per un discorso ambientale, ma sia un discorso anche di reddito delle aziende agricole che potrebbero avere ed ottenere da questo tipo di energia alternativa una fonte di reddito, oltre con tutti i benefici che si potrebbero derivare dall'installazione di questo agrivoltaico su determinate colture, non tutte le colture. Cioè quindi creare una sorta di comunità energetica che in favore delle aziende agricole, quando questa comunità energetica insiste con i suoi pannelli in territori. A livello di direzione agricoltura c'è questa idea ovviamente di creare una situazione in cui le aziende agricole possono avere una fonte di reddito e benefici. Sergo, non mi sembra tanto convinto dall'espressione. No, ci sono un paio di cose che bisogna puntualizzare, nel senso che parlare di comunità energetiche e agrovoltaico potrebbe andare bene, il problema è che le comunità energetiche si possono fare per impianti fino a 1 megawatt e quindi praticamente per quanto riguarda il fotovoltaico stiamo parlando di 1,5 ettari in genere, un paio di ettari di terreno agricolo su cui si possono installare gli impianti a determinate altezze, molto alti, stiamo parlando di anche 3 metri praticamente di altezza, per permettere poi la coltivazione sotto i pannelli di quelle colture che, come diceva il presidente Budai, sono praticamente favorite dalla possibile ombra e possibile riparo dai pannelli, esatto, che praticamente non sono tantissime, anche calcolando il fatto che in questa regione noi abbiamo qualche ora in meno di luce rispetto poi ad altre regioni d'Italia. Quali sono i tipi di coltivazioni che potrebbero beneficiare dall'ombra piuttosto? Guardi, allora, l'ultimo impianto fotovoltaico di cui ci stiamo occupando, perché è arrivata la richiesta di procedura nelle ultime settimane, è quello di Carlino, sono 30 ettari di terreno e i proponenti dicono che andranno a coltivare frumento, orzo e soia.
Esattamente 3, a parte l'orzo che forse è l'unico che potrebbe essere idoneo, esattamente 3 colture che secondo l'agenzia regionale, l'APE, no? L'Agenzia per l'Energia, non sono adatte all'agrivoltaico. Questo perché hanno bisogno di luce e acqua, a volte in eccesso, e queste coltivazioni con queste strutture che vanno a limitare poi anche i lavori delle imprese agricole non permetterebbero una grande resa di queste coltivazioni, perché ovvio, dove c'è un minimo di sole magari si riesce a coltivare qualcosa, ma sotto l'ombra no. Questo è uno dei primi problemi. Poi, come dicevo prima, comunità energetiche, appunto, se le fai piccoli va bene. A Carlino stiamo parlando di un impianto di 18 megawatt, cioè 18 volte il limite di una comunità energetica, e quindi è chiaro che se noi, leggendo poi anche i business plan dell'azienda... Cosa andrebbe a servire? Ma l'impianto di Carlino allora, loro praticamente sostengono che ci saranno 2 persone che lavoreranno i campi e avranno un ricavo netto, e qua il Presidente potrebbe essere più bravo di me in merito, un ricavo netto dalle coltivazioni che prevedono di portare avanti di 16.000 euro l'anno per 2 persone. Allora è chiaro che ed evidente, mi pare a tutti quanti, che l'interesse sia più legato a produrre energia che non a quello di fare coltivazioni. Come detto, è anche agricoltore, quindi capisce, conosce tutte le problematiche del settore. Allora perché un agricoltore? Ecco, qual è lo stimolo che ha un agricoltore anziché coltivare, mettere i pannelli? Il prezzo, la rendita è quello che resta. L'energia elettrica, il kilowattora rende di più di una pianta di pomodoro? Sicuramente in questo momento. Allora stiamo parlando di 2 cose diverse. Allora, facendo leggermente un passo indietro, ci sono culture che hanno bisogno in questo momento, anche se siamo in Friuli, abbiamo ora qualche ora di meno, però abbiamo notato tutti che il cambiamento climatico ha portato a temperature molto elevate. Le potrei dire che certi prodotti orticoli, le faccio un esempio banalissimo, le fagiolini, quest'anno pochi raccoglieranno fagiolini perché le temperature elevatissime di questo periodo hanno fatto abortire qualsiasi fiore. Tu hai una enorme vegetazione ma non raccogli fagiolini, qualsiasi persona che ha un minimo di orto a casa. E questo potrebbe dire che togliere il 30%, il 25% della luce su culture orticole, stiamo parlando di culture orticole ombreggiare, potrebbe andare a favorire. Per le culture di grande superficie come mais e soia ci vorrebbe essere un vantaggio. Potrebbe essere un vantaggio. Culture orticole, quindi orticole, lei ha detto, ha citato i fagiolini. Gli altri quali sono? Potrebbero essere anche meloni, langurie, potrebbero essere qualsiasi prodotto orticolo. Potrebbe avere un vantaggio dall'ombreggiamento. Chiaramente stiamo parlando di piccole comunità energetiche e comunque in agricoltura avrebbero la preeminenza, proprio perché sarebbe ovviamente da cambiare la normativa, però potrebbe essere un vantaggio per dare un reddito. Per quel che riguarda le produzioni, chiamiamole intensive, mais, soia e quant'altro, è evidente che questi filari di agrovoltaico dovrebbero avere una distanza di almeno 6 metri, in modo da consentire le lavorazioni, se non oltre una determinata altezza, e anche un passaggio delle macchine. Quindi fra un filare e l'altro 6 metri? Almeno 6 metri. È evidente una cosa, qual è la molla? È evidente che un ettaro di prosecco nessuno lo va a togliere per mettere i pannelli fotovoltaici, perché la rete, ecco, ci siamo già capiti, no? No, ma infatti la resa è importante spiegare, altrimenti la gente che ci segue non potrebbe non capire perché un agricoltore dice metto il pannello anziché fare il metro quadrato di la molla pomodori, che un agricoltore fagiolini. Lo fa scattare per dire ok, accetto, a differenza del prezzo di acquisto di un terreno che in certe zone può essere €1,50, €2, vengono proposti 8 euro, 9 euro, quindi già lì chiaramente la resa facendo impianti fotovoltaici rispetto a chi fa mais, soia, orzo. L'orzo quest'anno è stato pagato 14 euro al quintale, 14 centesimi al chilo. È evidente che non c'è proporzione, uno è andato sotto costo, l'altro riesce a fare reddito, stiamo parlando col fotovoltaico, agrivoltaico. È evidente che quella è la molla. È chiaro che se le aziende agricole avessero una redditività dalla superficie che sia vantaggiosa, difficilmente uno i terreni del padre, del nonno magari li venderebbe oppure ci metterebbe il fotovoltaico. Questa è la situazione per quel che riguarda l'aspetto economico. Dopodiché ci sono aspetti tecnici
si possono unire. È evidente che la preminenza, come diceva il nostro amico Sergo, è sul fotovoltaico rispetto a... però si può riuscire in qualche maniera a trovare un equilibrio. Perché il problema vero di tutta questa marea di impianti che stanno venendo diciamo avanti, poi stiamo parlando di una quarantina di impianti solo dal 2021 a oggi, e siamo a 1500 ettari di terreno praticamente che perdiamo. Questa è tutta la forte spinta che è arrivata dal Green Deal, sì, adesso ovviamente quelli dell'ultimo anno e mezzo c'è diciamo la sirena del PNRR. Il PNRR prevede 1 miliardo di contributi anche per pagare il 40% a fondo perduto per costruire questi impianti. Più prevede una tariffa incentivante, quindi ancora maggiori guadagni dalla vendita di energia. Il problema qual è? È che con tutta la miriade di impianti che stanno diciamo, nascendo in Italia, probabilmente i produttori di quei soldi non vedranno quasi niente. Di impianti che costano 40 e anche passa milioni di euro a seconda delle dimensioni, se riusciranno ad avere 1 milione di euro dagli incentivi sarà già tanto. Questo perché in questo momento noi abbiamo 1600 procedure di PNRR in tutta Italia praticamente. Si rischia di fare alla fine il superbonus. No, il superbonus, i soldi sono arrivati dove dovevano arrivare. A un certo punto qualcuno ha chiuso diciamo... Però più o meno mi sta dicendo che il meccanismo ha chiuso i rubinetti no? e non sono arrivati. Con la corsa ad accapararsi gli incentivi saranno meno per tutti e quindi più tempi per... meno per tutti, il superbonus non dava diciamo, meno incentivi per tutti perché erano tanti, però insomma il problema è che c'è questa idea di incentivazione che attrae. Il problema è che dopo effettivamente questi soldi non verranno presi dagli imprenditori. Questo è bene che lo sappiano perché con tutte le domande che stanno arrivando in Italia ci saranno moltissimi che non prenderanno neanche un euro di questi incentivi. Insomma. Però il problema qual è? Sta dicendo una cosa che quando è grave, voglio dire, perché è grave, questo è il PNRR, sono previsti. Sì, però se sono previsti ma faranno domanda e non avranno risorsa. Quante volte anche con i bandi che facciamo in regione non si arriva a scorrere le graduatorie. Però qualcuno resta fuori, chi resta fuori non fa il lavoro. Chiaramente, ma però in teoria, c'è il rischio che partano i lavori. Poi appunto dovrebbero partire i lavori per fare poi la domanda, no? Se no allora siamo sempre lì. No, questo è una cosa che va detta, ma va detta perché poi entrano altri meccanismi, perché un terreno su cui c'è un'autorizzazione di questo tipo ha un certo valore. Tant'è che viene pagato molto di più. E quindi poi se succedono altre cose, se qualcuno magari gli viene in mente di fare, non so, esempio, una strada, una ferrovia da quelle parti, se c'è un esproprio da fare, un conto è espropriare un terreno che vale €1,50 e mezzo, come diceva prima, un conto è espropriarlo a 9, no? E questi sono i meccanismi che poi dobbiamo ovviamente tenere in considerazione. Perché, scusi, ovviamente noi non siamo contrari alle fonti rinnovabili, il Presidente lo sa, abbiamo fatto ogni tipo di battaglia da questo punto di vista, però mettere dei paletti, perché io sono fondamentalmente convinto che un imprenditore agricolo, se ha 30 ettari a disposizione, 1-2 ettari li può tranquillamente fare, anche come se vuole. Cosa dice Budari? Lei quanti ettari? Non voglio fare le conti in tasca. Ma ci guadagnerebbe lo stesso. Una trentina di ettari, arriviamo sempre lì. Il problema è evidente che l'Unione Europea ha dato delle linee, no? Delle direttive, abbiamo detto, ancora quando avevamo fatto la precedente intervista, e ha detto che entro il 2000 dovremo arrivare totalmente a fonti rinnovabili. È evidente che per arrivare a fonti rinnovabili ci dovrà tot superficie, parlano del 3%, ma il 3% della superficie italiana vuol dire che poi ridotta la superficie agricola rischia di diventare chiaramente il 20-30%, quello è il punto, perché chiaramente non andiamo a mettere nelle montagne, nelle vigne di Prosecco, dove andiamo a metterli? Se continuiamo rischiamo di andare a metterle su terreni e non tutti i terreni, perché il dramma maggiore è le linee. La possibilità tutti i terreni di sono raggiungibili dove facilmente, stanno costruendo, dove ci sono linee a media ed alta tensione.
dove sono le richieste? Sì, certo. Ci sono terreni che valgono poco e continueranno a valere poco perché nel raggio di 20-30 km non c'è una linea né di media né di alta tensione, nessuno andrà mai a Forse investire. bisognerebbe incentivare l'installazione di impianti che servano solo quell'azienda, quindi ne basterebbe meno. Esatto, A quel punto comunque diciamo, quell'azienda andrebbe a consumare meno energia certo, che produce non basta, CO2. non è solo l'autoconsumo. Sì, Allora, è evidente, tante volte sentiamo dire ma mettiamo sui capannoni, mettiamo sulle case. Allora intanto le linee devono essere dotate per poter fare questo. È evidente che ho visto io in prima persona, perché io ho un impianto sul tetto della mia stalla, fatto ancora in tempi non sospetti, oltre 12 anni fa, uno dei primi pazzi che metteva questo con i bandi GSE, ho visto io in persona il stacco e veniva fuori sul display perché la linea era carica, per un'ora non ha più prodotto. E non sarebbero funzionate nelle batterie perché ovviamente a mezzogiorno, quando le nostre linee sono sottodotate per ricevere tutta questa energia, l'Enel in autotutela stacca gli impianti. Gli impianti vengono bloccati perché altrimenti c'è il rischio che si fulminino le linee. Allora è inutile dire chi va a installare, è evidente che si capisce dove vengono installati, dove c'è una linea di media alta tensione per poter portare tutta forse questa massa di energia. sarebbe il caso di immaginare, poi non sono né un ingegnere né un imprenditore come lei, neanche uno che ne sa perché affronta la materia e l'ha affrontata insomma con cognizione di causa, però dico forse incentivare, se il suo impianto sulla stalla fornisse soltanto la sua azienda, non fornisce solo. In questo caso non fornisce, però se si potesse fare questo passaggio qui, e cioè dire lei Budai installa il suo bell'impianto sulla stalla, sulla casa, dove vuole lei, per l'auto. Ci sono dei momenti in cui è in sovrapproduzione, è evidente che il 24 dicembre con il sole che è bassissimo non riesce neanche a produrre, ma ci sono dei momenti in cui deve andare in rete. Però chi fa degli investimenti deve andare in rete per approvvigionare. Deve andare in rete perché ho una sovrapproduzione. Per risolvere questo si dovrebbero incentivare anche le batterie di accumulo. La stessa cosa che fate con il bonus fotovoltaico per i residenziali. Non tutte le aziende possono andare in autoconsumo, non tutte le aziende. È chiaro che le linee devono essere poi, avranno un problema di essere messe a norma per poter assorbire tutta questa energia. Ed è evidente che tutti questi grandi impianti, che sono speculazioni, premetto che ovviamente io sono che la terra deve essere utilizzata per produrre, sono il primo che lo dico, però tutti questi grandi impianti per avere un ritorno devono avere vicino la linea, quindi ci sono delle fasce dove tutti sanno. Per avere un ritorno è ovvio che si cerca di farli quanto più grandi per poter vendere quanta più energia, ma se hai contributi come quelli che abbiamo messo con l'assessore Zanier, ma allo stato attuale sopra la le normativa, tutti lo stanno facendo, tutti lo stanno facendo. Volevo chiedere una cosa, allo stato attuale la normativa impone ad un impianto di essere inserito anche in rete oppure una scelta? Assolutamente sì. Cioè, non esiste la batteria. Nel momento in cui, come le stavo dicendo prima, va in stacco, non puoi prelevare neppure dalla tua batteria, quello è il dramma. Perché in ogni caso deve essere collegato alla rete. Nel momento in cui la rete dice basta, viene staccato il tuo impianto, perché se qualcuno lo stacca per fare della manutenzione, può succedere, un filo si stacca dalla rete, il tuo impianto deve essere staccato, altrimenti rischia l'operaio di essere fulminato. Ma questo perché c'è la necessità che l'impianto vada in rete, ma tecnicamente è possibile fare un impianto che non vada in rete? In questo momento no. No, potresti farlo con le comunità energetiche, nel senso che ovviamente le comunità energetiche ti permettono di dare l'energia ai vicini, non puoi prevedere di dare energia a un impianto sempre tramite la rete, ma se uno vuol dare energia solo in quelle quartieri, non ti serve attaccarti alla 380 per tornare indietro, capito? Ma devi sempre attaccarti alla rete di terna del distributore in ogni caso, non è ti attacchi a quella quindi della tua zona, alla cabina della tua zona. Non è possibile autoalimentare la propria abitazione, la propria azienda senza essere agganciati alla rete? In questo momento no. Gli impianti che in questo momento la Regione finanzia con gli accumulo, in ogni caso devono avere un collegamento alla rete, e se la rete viene staccata, la tua batteria
non fornisce la casa, la devi prelevare. C'è anche qualcosa forse da questo punto di vista da rivedere, evidentemente. È un problema di cabina primaria, ma è una delle tante cose che quando si parlava di comunità energetiche, non da noi ma a livello ministeriale e governativo, ovviamente si è posto come problema. Adesso la produzione di energia da fonti rinnovabili in altre nazioni sta avendo lo stesso problema, tant'è che la Francia ha dovuto chiudere le centrali nucleari. Allora, che è un bene, voglio dire, no? Questo va detto a chi vuole le centrali nucleari, ma succede proprio questo. Allora dobbiamo deciderci, o noi abbiamo raggiunto la oltre a quelli che è il sistema attuale, perché noi come al solito siamo sempre indietro di 30-40 anni. Ma come tutto il discorso dell'idrogeno, ma come tutto il discorso dell'idrogeno, che dovrà servire più che per autotrazione, per essere una specie di batteria. Quello è, perché quando a mezzogiorno tu hai una sovrapproduzione, è evidente che devi conservare questa energia, perché poi si apre tutto questo, se continuiamo con questo trend di installazione, dovrai conservare questa energia. Il problema e quindi si apre la necessità di avere delle fonti di accumulo, ma non la batteria domestica, chiaro, batteria che poi... batteria idrogeno. Sì, però dottore, il problema qual è? È che noi stiamo parlando comunque di forte produzione, grossa produzione di energia, che poi chi è che causa, cioè chi fa questa grande produzione? I grandi parchi fotovoltaici. Chiaro. Cioè, se noi basterebbe mettere un limite a quelli, come dicevamo prima, non dico solo per l'autoconsumo del piccolo imprenditore agricolo, ma per la sua azienda, ovviamente non avremo questo tipo di problemi. Questo non è possibile farlo per normative o per tecnologia? No, ma questo c'era, solo che è stato tolto il tetto massimo della produzione. Adesso c'è una superficie che praticamente è il 70% praticamente della produzione agricola deve essere garantito rispetto alla superficie totale. È chiaro che il 70% su un terreno di 30 ettari vuol dire che 20 possono essere coltivati, il resto dovrebbe essere dato al fotovoltaico. Quale può essere l'effetto? Cioè, se non si arriva ad una, regolamentazione fatta insomma come si deve, no, di questa situazione, quale può essere l'effetto? 4.000 ettari di fotovoltaico in Friuli. Sì, sui prezzi dei prodotti agricoli, questo può avere un effetto. Che effetto può avere? Lei mi ha parlato dell'orzo che è stato venduto a 14 centesimi. I prodotti agricoli italiani purtroppo hanno problemi di prezzo perché subiscono la concorrenza reale oppure subiscono la concorrenza dei paesi esteri che hanno altre produzioni, altri costi di produzione, quindi come il latte, quindi non deriva dal fatto che ci sono più o meno campi fotovoltaici. Qui è un discorso di filiera, è un discorso di voler conservare le nostre aziende, bisogna dare la giusta remunerazione ai prodotti agricoli italiani attraverso la promozione, attraverso la trasformazione, come si vuole, ma non è derivato dal fatto che ci sono più o meno ettari. Ma questo può essere un rischio oppure no? Allora, cioè sull'oscillazione dei prezzi, la proliferazione del fotovoltaico è un problema oppure no? Torni a fare la domanda, mi scusi. Se lei mi dice... proliferazione del fotovoltaico incontrollata può essere un problema anche per i prezzi dei prodotti agricoli oppure è indifferente? O è un altro meccanismo? In questo momento purtroppo no, perché finché, torno a ripetere, arriverà prodotto dall'estero, che sia mais, che sia carne, che sia latte, che sia orzo, anche la stessa ortofrutta, una volta eravamo i primi produttori mondiali di ortofrutta, in questo momento no, e siamo degli importatori netti. Questo vuol dire che ci stiamo approvvigionando su altri mercati dove i costi di produzione sono inferiori. Questo è il dramma che porta anche qualcuno a dire non mantengo l'attività agricola, è meglio se ho una redditività vado sul fotovoltaico. Per quello ho premesso che difficilmente qualcuno che ha Prosecco, dove ha una resa di 25.000 euro ettaro lorda, all'anno difficilmente installerà mai un impianto fotovoltaico. Chiaramente chi invece ha una redditività come l'orzo di qualche decina di euro netto forse all'anno, è evidente che se viene proposto una soluzione del genere rischia di andare in quella direzione. No, un problema di prezzo non credo che si ponga sulla presenza o meno di tanti parchi fotovoltaici nella nostra regione. Il problema però qual è? La resa che comunque viene di tutti i nostri campi
viene abbassata automaticamente, perché ovviamente vuoi per l'installazione anche solo dei tracker, dei pali, o vuoi per le parti dove saranno praticamente sempre all'ombra, perché è inevitabile, noi avremo molta meno superficie da poter dedicare all'agricoltura. Poi è chiaro che uno mi dice, vabbè, prima facevamo il mais, non andava bene perché il mais faceva... sì, questo è un problema. Si crea un altro problema, la tenuta delle nostre aziende, che è da subito un problema ambientale e come posso dire, di tenuta delle nostre società, dei nostri paesi, delle nostre comunità. Cioè, che sviluppo vogliamo? Vogliamo continuare ad avere una società friulana che è basata, che ha il suo perno su una società agricola, sulla tenuta del territorio, oppure rischiamo di andare, come purtroppo molti protestano per questo, a una sterminata orizzonte di pannelli fotovoltaici? Chiaramente tutti preferirebbero avere il territorio gestito e conservato come lo abbiamo sempre conosciuto. Anche perché ovviamente tra tutto questo, a parte le problematiche sociali, ci sono anche le problematiche paesaggistiche, nel senso che dobbiamo anche capire che o interveniamo, ma se lasciamo tutto così com'è, se lasciamo costruire anche a 100 metri dai nostri fiumi gli impianti, praticamente possono essere costruiti ovunque. Dobbiamo dire ai nostri cittadini che quando arriveranno a Ramandolo si affacceranno e vedranno una marea blu invece che verde. Magari a qualcuno può piacere, ma personalmente ho altre idee. Insomma. Preferiamo bere un bel bicchiere di Ramandolo. Sì, ma vedere anche il nostro paesaggio naturale. Tra un attimo andiamo un attimo in pubblicità, poi andremo a collegarci con Lignano, dove Alessandro Surza ci parlerà dell'albero che si è abbattuto sulla tettoia di alcuni locali, una autorimessa. Vediamo da quello che sta arrivando qui. Questi effetti qui. Tra poco ci collegheremo, ci faremo spiegare, parleremo anche di questi effetti del cambiamento climatico. Ma anche sui campi fotovoltaici. Perché poi è vero che andiamo un attimo in pubblicità, tra poco collegamento con Lignano, ma poi con Budai e Sergio parleremo anche di altro, parleremo di tagliamento, parleremo di cambiamento climatico, di problematiche dell'agricoltura, visto che Budai è anche un agricoltore, dunque è nel pieno del settore, oltre a fare attività politica come consigliere regionale. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, siamo ancora in studio con il consigliere regionale Budai della Lega, con Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle. Prima però di tornare a parlare con loro dei temi che abbiamo già affrontato, l'agrivoltaico, ma parleremo anche del tagliamento, dei cambiamenti climatici, un po' di tutto, andremo a sentire adesso invece cosa è successo a Lignano con Alessandro Surza, che si trova collegato là alla località balneare friulana per raccontarci dei danni che ha subito un albergo dal maltempo che si è abbattuto ieri sulla regione. Quello che possiamo dire è che ogni volta che si scatena un temporale, puntualmente facciamo cronaca sui danni. Questa volta non sono stati ingentissimi, ma comunque qualcosa è successo. Il fulmine a Bicinicco, l'albero abbattuto che è caduto su una autorimessa di un hotel a Lignano. Alessandro, raccontaci tutto. Pomeriggio ormai, perché abbiamo superato le ore 12, quindi si può utilizzare questo termine. Un saluto a te Francesco, ai tuoi ospiti in studio e a tutti gli amici di TV12. Hai detto bene, perché ieri sera c'è stato un violento temporale, non tanto nella città di Udine, ma come hai detto tu in altre località, un fulmine a Bicinicco, e invece noi siamo qua a Lignano, dove c'è stato un forte temporale che di fatto ha causato sì delle problematiche, per esempio cartelli stradali abbattuti, allagamenti in alcune cantine, in alcune zone sotto il livello della strada, un po' allagate, quindi un po' di danni ci sono stati, ma nulla di così eclatante, tranne che in questo punto, dove io e Giancarlo Celant ci siamo piazzati per collegarci, perché con le immagini che vi faccio vedere proprio riprodotte da Giancarlo, c'è stato all'hotel Capanna d'Oro, ci troviamo per capirci nell'hotel che ha l'ingresso principale sul lungomare Trieste, quindi a Sabbiadoro, proprio vicino all'ingresso
l'ingresso della spiaggia e il parcheggio sul retro che incrocia via Miramare e viale del Bosco. Ebbene, qui ieri sera si è abbattuto un violento temporale intorno all'ora di cena e intorno proprio alle ore 20, come vedete dove adesso c'è questa sorta di mini impalcatura, è crollato un albero che vi ha inquadrato proprio poco fa Giancarlo, che si è abbattuto sulla tettoia di questa autorimessa dove le macchine erano sostate, erano parcheggiate per la notte chiaramente nel loro parcheggio. Ebbene, nessun'altra macchina ha avuto danni se non quella di una coppia di signori che non ha voluto rilasciare dichiarazioni, perché ovviamente adesso si sta procedendo con tutte le questioni assicurative del caso, che è stata colpita violentemente perché l'albero ha di fatto sfondato la tettoia, che a tempo di record è quasi già stata completamente sistemata, con i primi interventi già ieri sera da parte dei pompieri che hanno tolto l'albero e poi gli operai che hanno lavorato incessantemente dalle prime ore di questa mattina. Però, come vedete dalle immagini di Giancarlo, graffi sul retro, sul bordo, specchietto divelto e soprattutto il vetro anteriore completamente disintegrato, ovviamente danni ingenti, la macchina di fatto veramente messa malino, macchina distrutta di fatto soprattutto nella parte, come detto, anteriore. E questo è stato un po' il problema principale di questi danni, perché poi, come abbiamo raccontato nella notte, appunto ci sono stati anche altri alberi sradicati dalle forti raffiche di vento, anche un palo dell'illuminazione che era caduto, creando, come detto, interruzioni in un paio di vie, però già tutto sistemato. Ma anche gli alberi caduti in altre zone non avevano provocato alcun tipo di danno su cose o persone, e invece questo sì, come vi ho raccontato, macchina di fatto distrutta, tettoia sfondata, quindi danni sia ai clienti sia di fatto poi all'hotel. Adesso bisognerà un attimino capire, ci raccontavano che stavano appunto capendo come gestire la situazione, perché si dovrà procedere con il risarcimento danni e quindi tutto l'iter. Sappiamo che i proprietari della macchina erano dotati della casco, quindi l'assicurazione dovrebbe coprire i danni, però bisogna capire di fatto di chi è, tra virgolette, per così dire, la colpa, perché ci raccontava il titolare dell'hotel, che era comunque un po' dispiaciuto e non ha voluto rilasciare dichiarazioni, però ci raccontava che per loro poi è anche difficile prendere più di tanto la responsabilità di quanto accaduto, perché il comune di fatto vieta di tagliare gli alberi. E poi insomma lui ci raccontava che quando è successa questa cosa e poi spesso gli viene detto però un po' di manutenzione si poteva anche fare. Lui ci raccontava che non è facile fare manutenzione senza tagliare gli alberi, quindi in maniera sorridente, però immaginiamo poi che l'umore sia abbastanza complicato da raccontare. Insomma, adesso ci stava spiegando che partirà tutto l'iter per capire chi dovrà di fatto poi pagare, di chi è, se c'è appunto una colpa. Però intanto questo è quello che è successo. Ripetiamo, siamo all'hotel Capanna d'Oro, che ha l'ingresso in via nel viale, insomma, lungomare Trieste. Per fortuna, ribadiamo, non erano in macchina i due proprietari, i due signori, la macchina distrutta e i proprietari ovviamente illesi, quindi nessun ferito. Però un bell'albero che adesso è stato di fatto tagliato, segato, e quindi insomma tutto bene, quel che finisce in parte bene. Qua insomma ancora situazioni da monitorare, ma nessun, come detto, ferito. È tutto, Francesco, per ora. Grazie Alessandro. Allora un passaggio interessante, quello che è sempre più difficile fare anche manutenzione, no? al verde, perché se stacchi una foglia commetti un reato. Ma abbiamo visto anche che a Udine qualche mese fa, qualche settimana fa, c'è stato un violento temporale che ha buttato giù decine e decine di alberi. Quindi manutenzione, ma anche secondo me un controllo dello stato di salute di queste piante andrebbe fatto, no Sergio? Sì, no, molto importante. Dove la pianta Udine, è malata e rischia di andare giù, bisogna sacrificarla purtroppo. No, ma a Udine, per fortuna, devo dire, grazie all'assessore Marchiolla, questo tipo di attività si è iniziato a fare. Un monitoraggio ovviamente che ha portato poi a dover fare delle scelte, perché va bene fare il monitoraggio sugli alberi, però poi quando ti accorgi che certi alberi devi tagliarli. E quindi non è questione di... anche perché ci possono essere alberi di una certa età, ci possono essere alberi con certe problematiche e quindi si devono tagliare. Un conto è tagliare alberi perché ostruiscono la vista del castello. Ecco, è successo anche questo a Udine pochi anni fa.
Però senza fare quel monitoraggio ovviamente noi non sappiamo quali possono essere pericolosi, come in questo caso, oppure no. Poi, chiaro, come direbbe l'assessore Scocimarro, rischio zero non c'è mai, e quindi sì, anche puoi fare tutti i monitoraggi che vuoi, però se ti succede una cosa del genere, che è una mezza vaia... Più vai a monitorare e controlli, il rischio si abbassa. Il zero non esisterà mai, perché non esiste da nessuna parte, nessuna pratica della nostra vita. Si può anche tagliare un albero, poi ne pianti due e hai risolto il problema, solo che ci vogliono determinati anni per vederli ricrescere come questo qui, e se invece vuoi tagliare l'albero perché devi fare il parcheggio per le macchine dei clienti, allora forse è un altro meccanismo, no? Budai, cosa dicevi su questo? Su manutenzione verde? Manutenzione verde. Anche sullo smaltimento poi del verde, perché anche su quello ecco, un altro problema, i costi enormi a cui vengono... Lo smaltimento del verde ormai è una pratica che è quasi illegale, no? Perché il verde è considerato un rifiuto, no? Non è più assimilabile a una pratica agricola, no? Ma si bruciavano? No, più o meno. Siamo arrivati a delle procedure, a una burocrazia che ormai sta bloccando quasi tutto. E anche dei costi. E dei costi, chiaramente. Perché io mi sono permesso di dire in aula, ma avete mai provato a compilare un formulario rifiuti? Cioè, se tu sbagli un formulario rifiuti rischi ancora un po' il penale. Cioè stiamo arrivati a un punto che fare la manutenzione del verde, di conseguenza smaltire del verde, che una volta poteva benissimo andare, no, in agricoltura oppure in un digestore, rischia di diventare qualcosa, ancora un po' una pratica illegale, qualcosa di penale. E quindi è evidente che stiamo andati un po' forse oltre. Allora sicuramente se una pianta è malata, se una pianta rischia, perché qui abbiamo visto una situazione dove nella macchina potevano esserci dei genitori con dei bambini, e adesso saremo qui a parlare magari di qualcos'altro. Allora bisogna anche capirci che dove ci sono situazioni... bene, per fortuna, quasi sempre. Dove ci sono queste situazioni, dove ci sono situazioni pericolose... magari non c'è riparo, si mette in macchina e finisce l'albero addosso. Basta un ramo, sono venuto su adesso a Udine, ho visto più di qualche ramo caduto. Allora dovrebbe essere chiaro che quando c'è la sicurezza di mezzo non ci dovrebbe essere una cosa veloce. Tagliare un albero, se poi se ne pianta, come ha detto altri due, non dovrebbe essere un problema e non dovrebbe essere una lungaggine burocratica. Dovrebbe essere una normale manutenzione. Dove è accertato che serve fare. Chiaramente. Questo è fuori discussione. Torniamo un attimo al tema che è venuto fuori, l'avevo buttato lì all'inizio, il tema delle coltivazioni di canapa, che sta creando un po' di dibattito tra chi ha investito in questo tipo di coltivazione anche nella nostra regione. Sono alcune realtà che hanno deciso, quando si è stabilito che si poteva coltivare la canapa, quella light, mettiamola così, quella che non dovrebbe essere assimilata a sostanza stupefacente, canapa che invece... Canapa industriale, benissimo, chiamiamola canapa industriale, che con la modifica al decreto sicurezza potrebbe invece essere dichiarata illegale. C'è gente che ha fatto investimenti, c'è chi ha aperto dei negozi, chi ha acquistato dei prodotti, c'è tutta un'attività, e ci sono in Italia 11.000 persone che rischiano di perdere il posto di lavoro se questo decreto passerà. Anche in questo caso c'è una direttiva europea, quindi non siamo sicuri che alla fine andrà come il governo desidererebbe portare avanti questo discorso. Budai, cosa dice la Regione in questo? C'è idea di fare qualcosa, di intervenire? Non c'è un'idea di intervenire, a meno che non sia un'interrogazione, una mozione, qualcosa di intervenire politico. Direttamente è impossibile, chiaramente, ma c'è da parte di ci sono stati uno dei studi, stimolo verso il governo? Ci sono stati dei studi, ci sono state delle prove. Sono stati anche degli ordini del giorno, mi ricordo all'inizio, non vorrei no del Consiglio, ma comunque di incentivare, ma non tanto la produzione di canapa, perché non tanto la canapa light, non tanto la canapa da olio, ma soprattutto la canapa, cioè è uno dei prodotti. Il mondo è andato avanti fino alla scoperta del petrolio, lo sappiamo, no? A canapa, famoso discorso di Henry Ford che aveva costruito una Model T interamente di canapa alimentata con etanolo prodotto da canapa. Ed è evidente che può essere un'opportunità, può essere una possibilità. La canapa assorbe milioni di tonnellate di CO2 se coltivata in un determinato modo. Diverso, qui andiamo un po' più su un discorso
che è politico sul discorso di un consumo della canapa per quel che riguarda il divertimento, scopi ludici, scopi ludici e quant'altro. Poi stiamo ragionando su un discorso di quanto TBC può esserci, appunto, sì, infatti... più o meno, essenzialmente. Poi qui è un discorso che va anche molto sul personale, se uno accetta che questi scopi ludici possano essere più o meno, possono dare più o meno problemi un domani per qualcuno che possa orientarsi in un consumo di altre sostanze. Quello che mi chiedo, se allo stato attuale è oggi ancora legale venderla, qualcuno avrà fatto gli stessi studi, le stesse considerazioni quando si è deciso di aprire a questo tipo di coltivazione di questo tipo di canapa, quindi quella con meno sostanze rispetto a quella che viene venduta allo spaccio e non quindi legalmente, diciamo le cose come stanno. Adesso non riesco a capire come mai si consideri quella che era una sostanza fino a poco fa, fino ancora ad oggi, fino a quando non passerà eventualmente questo emendamento e questa modifica legale, all'improvviso diventi illegale. È una sensibilità, torno a ripetere, politica. In America si era vietato l'alcol. È una questione ideologica. È una questione ideologica. Qualcuno dice anche l'alcol, anche il tabacco. Ci sono dei momenti in cui le società hanno vietato totalmente l'alcol, poi ovviamente invece fioriva, lo sappiamo, e dei momenti in cui è stato completamente liberalizzato. Quindi è una questione di sensibilità ideologica, politica. Qui c'è l'ideologia di mezzo. Questo è il centrodestra liberale. Questo è il centrodestra liberale. Io insieme al mio gruppo consigliere ho scritto 2 proposte di legge, una nella legislatura, la prima ovviamente il mio mandato, una nella seconda, proprio per incentivare la coltivazione di canapa. Nella prima no, nella seconda sì. Sì, certo, per favorire e incentivare. Favorire nel senso che è ovviamente una problematica che stanno avendo tutti quanti gli agricoltori, cioè le imprese che vogliono fare questo tipo di coltivazione, che noi abbiamo voluto promuovere per 1000 motivi, non ultimo anche quelli ambientali, perché oltre a un discorso di reddito che ci può essere... CO2 è interessante, ma assorbe CO2. Assorbe inquinamento, perché poi in determinate aree permette ai terreni di essere molto esatto. E quindi ha tutta una serie di benefici e ovviamente è uno stupefacente per i dal nostro punto di vista sì, sicuramente per i terreni, naturale, sicuramente per i terreni, ma non per l'uomo, perché non ha niente a che fare con le famose canne che ha in mente il ministro Salvini. Purtroppo sono 10 anni che cerchiamo di spiegarglielo e deve ancora capirla. Non l'ha capita e adesso ovviamente è venuto avanti anche questo emendamento che, torna a ripetere, da partiti che dovrebbero essere a favore delle imprese, liberali, a favore dei cittadini, fate quello che volete, poi vi inventate queste cose e capite da soli i disastri che fate. Comunque, noi, come detto, facevamo questo tipo di promozione perché qui avevamo 2 tipi di problemi. Uno era quello della filiera, nel senso che chi voleva coltivare qui poi non riusciva a trasformare il prodotto perché servono investimenti anche sul prodotto e quindi chiedevamo incentivi anche per poter fare questo tipo di attività e per evitare che la gente poi si portasse il prodotto a essere trasformato in altre regioni, perché poi noi in questo siamo sempre dei maestri. Il secondo era dare delle direttive chiare, perché succedeva che tante volte anche chi aveva appunto delle coltivazioni, quindi di materiale legale, che non aveva niente a che fare con la cannabis, ovviamente come stupefacente, la marijuana, poteva rischiare anche interventi di forestali, di carabinieri, perché magari poteva andare incontro ad altre questioni. Quindi fare una regolamentazione, quindi permettere a chiunque di dire guardate io lì sto coltivando questo e quindi fare una sorta anche di registro. Ed era tutto controllato, si poteva fare tranquillamente, non si è voluto fare e ora si capisce evidentemente perché non si è voluto fare.
No, ha già spiegato, è un problema ideologico. C'è poco da fare. Poi siamo noi quelli ideologici, no? Che diciamo no a tutto. E quando c'è una cosa che va bene per l'ambiente, per i cambiamenti climatici, per gli imprenditori, per le imprese, per i cittadini, perché poi bloccare la plastica e tornare sulla canapa. Una filiera. Sì. Allora, un discorso, perché la volete bloccare? Un discorso è una coltivazione che la volete poi bloccare, ha il 0,2, perché quindi sono diversi tipi di varietà, lo sappiamo benissimo, no? C'è quella che ovviamente c'è quell'altra che è scopi ludici e c'è un tipo industriale. Lì nel tipo industriale devi creare effettivamente una filiera, non è così semplice, non è così semplice. Sono 6 anni che l'abbiamo detto a Zanier e la creeremo non è così semplice, devi anche veramente riuscire, perché poi ci vogliono anche i macchinari. Ci vogliono determinati tipi ovviamente di trattamenti, ci vogliono determinate tipi di risposte su scala industriale. Non è che mandi avanti qualcuno allo sbaraglio e gli prometti, cioè di determinati interventi, l'allevamento dei cincillali, l'allevamento di qualche altro prodotto, cioè devi avere, nel senso che poi si sono rivelati controproducenti perché è partito. Chi deve fare gli investimenti e chiaramente deve avere una filiera. In questo momento devo dire che una filiera che gli consente di avere reddito. Però, in base a quello che dice lei, se io sono un agricoltore che ho avviato un'attività con la canapa, arriva questo decreto, quasi quasi lo saluto come una fortuna, cioè mi tolgo di mezzo e mi danno pure qualche risarcimento, qualche ristoro per avermi. Ma nessuno di quelli interpellati, abbiamo letto anche sui giornali, si è lamentato, cioè è un settore che evidentemente tira. Quindi evidentemente funziona, poi e quindi questa, anche in mancanza di una filiera, come dice lei, è una produzione che evidentemente dà dei risultati. C'è in certe regioni d'Italia, la filiera industriale non c'è della canapa nella nostra regione. Presuppone ben altre superfici, ben altri investimenti che una filiera della canapa per scopi ludici, questo è fuori discussione. Ma quella arriva da altri mercati e da altri tipi di diverse, arriva da altre piantagioni, da altri mercati, quella per scopo canna. E continuiamo a lasciarli in mano alla criminalità organizzata invece di legalizzarla, no? Adesso però se la filiera in Veneto c'è, qui non c'è, vuol dire che con questo decreto anche la filiera in Veneto verrà interrotta, certo. Anche dove c'è stata questa capacità di creare la filiera avranno dei problemi. Vedrò il decreto, vedrò quando uscirò magari torneremo a ma è questo il problema. Va bene. Comunque è un problema che è venuto fuori e che sta creando un po' di dibattito. Come sta creando dibattito il tema tagliamento, poi vi lascio liberi di andare via, però non possiamo non parlare anche di questo tema che abbiamo trattato già questa mattina con un rappresentante del comitato per il tagliamento e con Mauro Capozzella, coordinatore provinciale di Pordenone dei 5 Stelle, che ha detto di essere in linea con l'idea che un'opera va fatta sostanzialmente e che la Regione ha sbagliato soprattutto dal punto di vista della comunicazione, cioè la gente si era spiegato male che cosa si vuole fare, tant'è che ancora oggi Budai ci chiediamo, è una diga, non è una diga, che cosa è quello che vuole fare la Regione? In quarta commissione dove io sono presidente, ci sarà un'audizione che fra l'altro è pubblica, l'audizione in Consiglio regionale, di fatto sono in streaming anche pubbliche, dove l'assessore sia Scocimmarro e l'assessore Almirante verranno sostanzialmente a presentare l'opera ufficialmente, perché ne abbiamo viste diverse interpretazioni, varianti e quant'altro, però verranno a presentare l'opera. È evidente che la pianura friulana è una pianura alluvionale, è stata creata perché il tagliamento è sempre stato libero di scorrere, no? Perché chiaramente il tagliamento nei milioni di anni ha cambiato corso diverse volte, sappiamo benissimo dove transitava milioni di anni fa e in questo momento ha quel sito. È evidente che possiamo fare due cose, è evidente che prima o poi potrebbe succedere che fa la sua opera di tornare a riempire parte della pianura. Il problema è che non ci sono più dinosauri, ci sono case, industrie, popolazioni civili, ci sono le nostre opere e quant'altro. Ora, si può scegliere due cose. Una, speriamo che avvenga la prossima legislatura, speriamo che avvenga fra 100 anni, non facciamo niente, non disturbiamo nessuno e lasciamo le cose così come stanno. Oppure bisogna decidere il da farsi. Il da farsi vuol dire provare a pensare, progettare delle opere
che non vadano a devastare sicuramente in maniera irreversibile il corso del Tagliamento, che è uno dei migliori fiumi, uno dei più bei fiumi, se non l'unico d'Europa ancora lo sta. Però è evidente che certe opere di mitigazione di un'eventuale piena devono essere fatte, oppure decidiamo che quando succederà la tisana, la tisanotta, parte della pianura va sott'acqua, no? Ecco. Quindi il progetto, che sostanzialmente è una diga, non è una diga, è volta a favorire non il contenimento, non la creazione di un immenso lago, di un'immensa superficie d'acqua con il fiume bloccato. È un'opera, dalle intenzioni, che vada a rallentare questa piena, in modo da consentire alle acque di defluire prima di uscire ovviamente dagli argini. Poi ovviamente ci sono le varie sensibilità dei comitati, ci sono le varie sensibilità di chi l'opera la vuole, perché ovviamente rischia di finire sott'acqua. Ovviamente la politica dovrà decidere, dovrà trovare anche una sintesi, una mediazione che vada a salvare il corso del tagliamento, e se si decide di farla, è anche a preservare ovviamente le opere che sul territorio sono state fatte in decine e decine di anni dalla nostra gente. Sergio. Ma allora, il problema di questo, diciamo, di questo fiume è chi l'ha governato per 50 anni e chi lo sta governando. Nel senso, noi abbiamo negli ultimi 12 anni avuto almeno 3 momenti di grandi tavoli e confronti che avrebbero dovuto decidere cosa fare su anche quel di fiume. rischi, sì, no, ma anche di rischi. L'altra volta, certo, sì. Ora arriviamo anche ai rischi di Latisana. Abbiamo avuto almeno 3 tavoli, il laboratorio tagliamento, la commissione del 2014 e il piano di gestione rischio alluvioni che è stato aggiornato tra il 2021 e il 2023. 3 tavoli. Il laboratorio tagliamento ha detto che la diga di Dignano non si doveva fare. Aveva individuato altre opere, tra cui la traversa di Pinzano, però la diga di Dignano era una delle cose peggiori da fare per risolvere il problema del tagliamento. La commissione del 2014-2016 aveva individuato 3 opere da fare. Il rialzo del ponte di Latisana, quello che a novembre, forse c'eravate anche voi con le telecamere, è stato chiuso quando stava arrivando al limite. Quel ponte deve essere rialzato da 7 anni. Ora voi governate da 6, Pizzimenti c'era prima, che adesso è parlamentare, sono 7 anni che quel ponte deve essere rialzato. Perché? Perché causa problemi di deflusso delle acque, che sono quelli che poi vanno a creare problemi sugli argini e che rischiano poi di far avvenire diciamo l'esondazione, perché il dramma, come ha spiegato anche l'ingegner Canali, direttore centrale dell'ambiente, non è l'esondazione dell'acqua che piano piano sale sopra gli argini, è se distrugge gli argini, quindi la pressione che va a fare sugli argini. Quindi di queste 3 opere ne è stata fatta solo una, che sono le arginature sotto la Tisana a Gorgo. Manca la diaframmazione, manca il rialzo del ponte, 7 anni. Quindi quando il suo assessore, perché non posso definirlo il nostro assessore, ma il suo assessore dice che c'è gente che vuole il male delle persone di Latisana, dovrebbe guardarsi allo specchio e dire: ah, ho trovato chi è. Poi il problema della diga, non diga e quant'altro, come dicevo, il terzo momento di confronto era il piano di gestione rischio alluvioni. Quel piano, fatto sempre da persone che evidentemente studiano, che poi erano gli stessi di 10 anni prima, ma aveva individuato una traversa adiacente al ponte, quindi oltre al ponte Dignano-Spilimbergo un'altra opera, una traversa con paratie mobili da alzare e abbassare forse 2 volte in 100 anni. Ora, non voglio parlare del Mose, ma sì, abbiamo visto tutte le difficoltà che ci sono state anche quando si doveva alzare e abbassare il Mose ogni tanto. Però quando si è alzato e abbassato ha funzionato. Quando? Non sempre, perché Venezia continua ad andare sott'acqua lo stesso. Venezia continua ad andare sott'acqua lo stesso. A fronte di tanti anni di disastri, a volte ha funzionato, a volte non ha funzionato. Ora, direttore, mi dica lei, se quando non si riusciva ad alzare, ma non si riusciva ad alzare, ma per problemi di manutenzione e quant'altro. È stato fermo per migliaia di anni e per allora, le indagini. Si immagini lei, se noi dobbiamo costruire un'opera
che doveva costare 40 milioni di euro, scritto nel piano, e che dopo 3 mesi è diventata un'opera da 200 milioni, ora vedremo col ponte traversa cosa succederà, di quanti milioni stiamo parlando, che utilizzeremo 2 volte, perché quelle paratoie le alzeremo forse 2 volte, forse una in 100 anni, bisogna trovare e dovremmo fare in modo che sia efficiente, e dovremmo fare in modo che sia efficiente l'unica volta che ci potrebbe servire, perché se succede che anche una di quelle paratoie non si alza, non cambierebbe nulla. Quindi lei mi sta dicendo che non bisogna fare nulla, però. Ma questa è una... No, non è che sto dicendo, io le sto spiegando quali sono le problematiche, però perché evidentemente se uno mi dice... Ma aspetti, ma perché se abbiamo tempo un attimo glielo spiego senza problemi. Un minuto, perché va benissimo. Come ho detto, dovevano fare quest'opera che era adiacente al ponte. Il piano prevede questo. Ora lei mi dica che credibilità può avere un assessore regionale che dopo 2 mesi dice io ho approvato quel piano, ho dato il via alla progettazione di quel piano e adesso cambia e dice no, facciamo un'altra opera. Allora chi è che fa, non dico confusione, no? Quindi, ma chi è che crea problemi e che non sa di cosa sta parlando? Torniamo al punto che forse i cittadini è stata o la regione? Quando ne andrà in commissione? Guarda che è già arrivato. Come verrà? È già arrivato. Lei è in commissione. La invito. Perfetto, allora volentieri. Allora, perché no, è interessante scoprire, perché in una puntata di Ring che ebbi il piacere di condurre qualche tempo fa venne fuori proprio questa anomalia, no? Di una cosa approvata poi cambiata in corso d'opera, non si era capito quale era. Ma infatti loro stanno progettando il ponte traversa, vorrei capire sulla base di che piano. Lo vedremo, non è che la regione può progettare piani così quando Budai avrà in commissione le carte in mano ha promesso di avvisarci e di spiegarci tutto. Sì, però sono le stesse persone, direttore, lei lo sa perché l'aveva seguita anche quella cosa lì, che meno di 2 anni fa volevano fare una variante alla Tisana con 18 piloni sull'albero. Era un'opera ferroviaria da 400 milioni che avrebbe creato problemi al deflusso delle acque. Vediamo cosa arriva in commissione. Sì, lei non lo sa, Presidente, perché è da poco Presidente della 4ª Commissione, ma io queste cose le seguivo da 10 anni. Ci rivediamo tutti insieme qui di nuovo con i piani del tagliamento e con qualcuno anche del comitato tagliamento. Ma anche con l'assessore, volentieri. Anche con Capozzella? Ma non c'è problema. Capozzella ha tirato fuori la storia del laboratorio di tagliamento, ma perché ci sono ancora illustri professori universitari che erano gli stessi che dicevano che anche i 5 Stelle che dicevano che l'acciaieria non avrebbe creato problemi in laguna. Sono gli stessi professori universitari. Mi permetto una battuta, anche se i 5 Stelle rifiutano di seguire quelle che sono le normali dinamiche dei partiti politici, anche nei 5 Stelle sono le correnti. Ma non lo so, io come detto lui ha tirato fuori questa storia, ma l'ha tirata fuori lui, non si è mai discusso. Quella che è la nostra posizione è sempre stata molto chiara ed è la posizione degli stessi scienziati che dicono che è meglio non fare niente. Una volta vorrei avere il piacere di avervi insieme quando volete. In studio o in collegamento, meglio in studio. Quando volete. Grazie al consigliere Budai, e che a questo punto come Presidente della 4ª Commissione ci aspettiamo che ci dia tutti i dettagli non appena saranno disponibili su quale opera è prevista per il tagliamento. Grazie a Cristian Sergo, grazie a voi, grazie mille.